Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Ha tentato di rapire un neonato di appena 3 mesi strappandolo dalle braccia della mamma. Così un giovane di 22 anni straniero è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda ha avuto luogo ieri mattina in via Licitra nei pressi del centro vaccinale di Ragusa. Sequestrati 23 milioni di euro a 2 associazioni a delinquere di Trapani dedite alle scommesse sportive clandestine. Nel mirino sono finiti 9 soggetti raggiunti da diverse misure cautelari. Operazione tra Palermo e Lanciano, 10 soggetti arrestati accusati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Lo smercio di droga avveniva nei luoghi della movida del quartiere Vucciria. La sostanza veniva identificata come birra e macchine. Un gatto con profonde ferite sul corpo è stato trovato morto questa mattina nella stessa zona di Vittoria, nel Ragusano, dove nel dicembre scorso sono stati uccisi altri 2 felini. A fare il ritrovamento è stato l'avvocato Vincenza Forte. E in chiusura una tragedia sfiorata ieri nel Nisseno ed esattamente a Serra di Falco, dove è crollato un balcone sul quale stavano lavorando 2 operai di 41 e 53 anni. I 2 lavoratori erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione che non erano autorizzati e non conformi alla normativa vigente. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!